Benvenuti ai Laghi di Fusine, siamo tornati qui con il nostro gruppetto di nerd fotografici dopo un anno dalla ultima uscita naturalistica. Purtroppo però ci troviamo sommersi dal tempo non propriamente favorevole, infatti stava a piovere fino a un attimo fa, però se non altro i colori sono molto apprezzabili. Quindi niente, andiamo a fare un giro, andiamo a scattare qualche foto e vediamo cosa combiniamo. Il lago è diminuito. Che lì c'è anche il misurino per l'altezza, ma non è c'è completamente fuori. C'è la barra con l'altezza dell'acqua che è completamente fuori. E si può camminare su questo bellissimo Le papere sembra che neanche nuotino perché stanno camminando sulla superficie. Ci sono poche cose che detesto veramente quando si parla di fotografia. La prima sono indubbiamente i cieli bianchi e la seconda è la pioggia. Oggi ce li siamo beccati veramente tutti, ma nonostante ciò, imperterriti, Claudio ed io stiamo cercando di fare qualche lunga esposizione. Le mie fanno schifo, però le sue stanno venendo bene, quindi ottimo. Fa un sacco freddo, ma lo sapevamo già, è il posto più freddo del Friuli. Bene, siamo giunti alla conclusione di un'altra disavventura fotografica. Nonostante il vento gelido, la pioggia e gli occasionali schiarimenti del cielo, schiarite del cielo, schiarite, è un po' più corretto in italiano, un po' più meglio. Bene ragazzi, avete qualche commento che volete fare? Fa freddo! Cioccolata calda! Ancora? Sì, Va bene. finché non la mangio. Sì. Per il resto siamo contenti, comunque i laghi di Fusine sono sempre belli, anche se un po' asciutti magari o con la pioggia e quant'altro. Sì, insomma, faceva un po' schifo come giornata, però ce la siamo cavata, abbiamo comunque portato a casa qualche scatto carino. Qualcosa abbiamo fatto, abbiamo passato una giornata che non era davanti al computer, quindi questa è già una cosa positiva. Ciò detto, come al solito, vi salutiamo e diamo appuntamento alla prossima. Ciao!